E quindi non si capisce bene la motivazione, anche se noi cominciamo ad intravedere la motivazione. La motivazione è impossessarsi da parte dello Stato di alcuni strumenti che hanno le Camere di Commercio che sono fondamentali, per poi anche forse rischiare di darli ai privati. È un errore macroscopico. Unioncamere del Veneto passa il contrattacco e usa i numeri di uno studio della CGIA di Mestre per smentire i presunti benefici che la riforma voluta da Renzi sugli enti camerali porterebbe alla collettività. Ci sarebbe solo un'ulteriore spesa per lo Stato, fa sapere il presidente Fernando Zilio. Chiudere questo strumento sarebbe dannoso e porterebbe allo Stato un aumento di costi che potrebbero aggirarsi verso il mezzo miliardo. Il governo, precisano da Unioncamere, va a colpire enti virtuosi invece di tagliare gli sprechi reali. Sì, costano uno 0,2 del PIL, cioè praticamente niente allo Stato. Gran parte di queste risorse sono pagate, quasi tutte, dalle stesse aziende, e poi è prevista anche una riduzione della stessa tassa di adesione, della stessa cosa, cioè riduzione, si parla del 50%, ovviamente le Camere di Commercio dicono non da subito ma in 3 anni. Mi pare che sia un ente virtuoso a cui potrebbe essere concesso questo ed altro. Se l'esecutivo non cambierà idea, in Veneto si va verso l'accorpamento di Rovigo a Venezia e di Belluno a Treviso.